Solo un mese fa 9 imprese artigiane della Confartigianato Imprese Veneto della Metalmeccanica hanno partecipato ad Hannover Messe con anche delle imprese di Confindustria Veneto Est. È stata un'esperienza molto positiva, una collaborazione per guardare ai mercati stranieri che ha avvicinato le due associazioni e le imprese di dimensioni diverse. Oggi è una giornata un po' di festa, le imprese che hanno partecipato a questa missione, le organizzazioni di categoria che le hanno organizzate si trovano al Maffioli, che è la scuola di alberghiero che ha aiutato il padiglione creato ad Hannover Messe da parte di queste imprese ad accogliere i loro ospiti e i visitatori. I ragazzi che hanno dato una mano sono stati la punta di diamante di questa scuola che sta collaborando con la Confartigianato in particolare per crescere e dare l'opportunità ai ragazzi, anche se sono dell'alberghiero, a fare delle esperienze dirette e concrete. Abbiamo toccato con mano una realtà di un progetto che ha messo insieme due grandi, io considero, due grandi: da un lato Confindustria, un'associazione importante, dall'altro lato Confartigianato. Due realtà, se vogliamo, diverse ma con un unico obiettivo: lavorare insieme per produrre meglio e dare il meglio. L'esperienza di questo progetto ha dato un sì per poter continuare, per cui siamo orgogliosi di questo, ma soprattutto io penso che sia un lavoro che possa dare prospettive anche su altre categorie e non solamente sulla meccanica. Per cui il lavoro con Confindustria, dove sinceramente stiamo lavorando bene già anche a livello regionale con il suo presidente, penso che sia un trampolino per lanciare tutti a lavorare insieme per ottenere di più, ma soprattutto avere il meglio nelle nostre aziende e nei nostri collaboratori. La Confartigianato del Veneto ha recentemente fatto anche uno studio sulle filiere dove dimostrava anche questa vicinanza ormai che c'è tra grande e piccolo, perché l'importante è fare bene le cose, farle in Italia e poi portarle all'estero a vendere. Quindi è proprio una questione che va a distendersi in qualche modo su tutto il manifatturiero, che è una realtà importantissima per l'artigianato. L'artigianato nel Veneto è importante sotto l'aspetto delle filiere e sotto l'aspetto della meccanica, così come su altre realtà, ma come abbiamo potuto vedere nel convegno, il lavorare insieme e quindi la collaborazione è diventato motivo di continuare su questo, ma soprattutto una realtà vera da percorrere insieme. Quindi quello che abbiamo potuto nel convegno mettere sul tavolo, ecco, nel progetto di questa sera lo vediamo realizzato. Quindi motivo in più, come dicevo prima, di continuare su questo percorso, anzi aumentare il più possibile. Hannover ha suggellato quello che è una sorta di accordo di connubio tra due associazioni importanti come quella di Confartigianato e appunto Confindustria Veneto Est, e infatti questo progetto di Hannover è nato da due associazioni che si sono messe insieme per un intento unico, quello di promuovere le proprie imprese all'estero, e non ci poteva essere di meglio che Hannover, che è una fiera internazionale mondiale della meccanica. Abbiamo visto appunto 9 nostre imprese comunque partecipare a questa fiera, ed è andata talmente bene che hanno già deciso e hanno già firmato praticamente una sottoscrizione per iscriversi alla fiera dell'anno prossimo. Questo è significativo perché vuol dire che il progetto è andato a buon fine e che anche la sinergia che si è creata tra le imprese confindustriali e le imprese nostre di Confartigianato ha dato un buon esito. E noi vorremmo essere, diciamo, una categoria che sprona anche le altre categorie a fare il nostro percorso, perché è un percorso che comunque mette a confronto due associazioni che creano sinergia tra di loro, anche perché siamo già praticamente all'interno di una stessa filiera e non c'è cosa migliore che partecipare a una fiera insieme all'interno di uno stesso padiglione, insomma. Ci sono poi anche altre iniziative che stanno venendo avanti, vi state guardando intorno, l'Italia sta esplorando i mercati internazionali a quanto pare in maniera molto positiva, l'export italiano in generale e Veneto in particolare stanno andando molto bene. Voi state accogliendo quest'attimo in qualche modo per guardarvi intorno?
Sicuramente, anche perché diciamo, la scelta di Hannover è stata una scelta all'inizio un po' presa con le pinze, perché essendo comunque le aziende di Confartigianato aziende medio-piccole, comunque affrontare una fiera di questa dimensione crea un po' di patemi d'animo, però i risultati che abbiamo ottenuto in queste 3 edizioni fatte sono molto buoni, anche perché comunque grazie anche all'avvento della 4.0 e degli incentivi che ci sono stati in questi ultimi anni, anche la piccola impresa ha investito tantissimo in nuove tecnologie e questo ha permesso comunque anche a noi di crescere. Adesso abbiamo l'annoso problema del trovare il personale, insomma i tecnici da affiancare a queste nuove tecnologie, però siamo fiduciosi anche perché abbiamo visto che all'interno della fiera abbiamo portato con noi gli allievi del Maffioli, che è appunto l'istituto dove siamo presenti questa sera, proprio per dimostrare che è importante il connubio tra scuola ed impresa e questo secondo me farà crescere le nostre imprese. E poi Confartigianato, le imprese di Confartigianato comunque sono spesso e volentieri subfornitrici di grosse imprese, quindi confindustriali, con le quali stiamo creando delle buonissime relazioni. Devo dire è stata un'esperienza fantastica, innanzitutto perché quando è iniziata nel 2019 è stata quasi una cosa molto semplice, perché abbiamo abbinato le esigenze di entrambi, volevamo fare una collettiva sia noi che Confartigianato, ci siamo trovati, sono quelle cose che capitano perché capitano. È funzionata bene, è partita bene, purtroppo è successo il Covid e il primo anno è stata fatta solo in virtuale direttamente da Hannover, quindi ognuno nelle proprie aziende è come avesse esposto, quindi chiaramente era tutto a livello telematico. L'anno dopo, vista che l'esperienza è stata positiva, l'abbiamo fatta, è stata un'esperienza più che positiva, non per niente l'abbiamo ripetuta quest'anno, è stata positiva, entusiasmante e devo dire il tutto, quindi aziende grandi, aziende piccole, Confartigianato e Confindustria, a mio avviso è stato un connubio che può portare solo che bene, difatti ha funzionato bene. Ora siamo con Antonella Candiotto, presidente della meccanica di Confindustria Veneto Est, in pectore tra qualche giorno. Presidente, lei eredita una collaborazione tra la Confartigianato e Confindustria Meccanica per la partecipazione ad Hannover Messe. È stata un'esperienza molto positiva e quindi in qualche modo ci si aspetta di continuare in questo progetto. Come la vede lei? Sicuramente lo vedo un progetto molto interessante di utilità per le aziende metalmeccaniche di Confindustria e lo vedo un progetto dove collaborare insieme alla filiera di aziende, dove presentarci come sistema regionale ma anche proprio come sistema paese a una delle fiere più importanti al mondo della subfornitura, in veste proprio di filiera metalmeccanica pronta, capace di offrire servizi e supporto a tutte quelle che sono le aziende che necessitano di forniture, subforniture e quindi pronti e preparati per esportare i nostri prodotti in tutto il mondo. La manifattura meccanica, in particolare veneta ed Italia, sta vivendo un'ottima esperienza in questo momento, si sta esportando molto, quindi quanto è importante presentarsi proprio come un sistema e non solo come impresa singola, cioè essere insieme? Ma penso che sia un messaggio importantissimo, in primis per noi, proprio per iniziare a fare squadra, per iniziare a renderci conto che facendo sistema, presentandoci insieme, abbiamo un'immagine più forte e quindi possiamo portare a casa risultati migliori e possiamo porci degli obiettivi ambiziosi da perseguire insieme.